con l'autonomia noi non togliamo un euro a nessuno, chiediamo semplicemente di assumerci delle responsabilità in più, di poter rispondere al nostro territorio in prima persona, di farlo rischiando anche del nostro, ma io credo che chi fa amministrazione pubblica, chi sceglie di fare amministrazione pubblica debba essere disposto a rischiare di più. Ripete spesso il termine responsabilità Alberto Stefani nel corso dell'audizione a Roma sul disegno di legge per l'autonomia differenziata, un passaggio atteso davanti alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato riunite in forma congiunta. Sul tavolo in particolare le materie non coperte dai LEP, ovvero protezione civile, professioni, previdenza integrativa e coordinamento della finanza pubblica in materia di tutela della salute. Aumentare gli stipendi per il personale sanitario? Sì, lo riteniamo necessario. Garantire una maggiore previdenza per i nostri lavoratori? Sì, lo riteniamo necessario. Dare la possibilità a un presidente di regione di assumersi delle responsabilità per quanto riguarda le calamità naturali? Sì, lo riteniamo necessario, così come riteniamo fondamentale che la regione possa includere i fondi sanitari integrativi nella spesa regionale e possa gestire i risparmi per quanto riguarda la spesa sanitaria nei confronti dei propri cittadini. Di fronte ai rilievi dei commissari, Stefani ritorna sul referendum del 2017 e su un concetto per lui fondante. Non credo che dire che questa riforma spacchi l'Italia sia la soluzione. Io credo che la soluzione sia piuttosto il contrario. Autonomia che resta a cavallo di battaglia della Lega che però perde i pezzi. Nelle ultime ore l'addio del deputato vicentino Eric Pretto in odore di provvedimento disciplinare, meschino e irricevibile, dice lui, parlando di una Lega rimasta senza linea politica.